Vertice tecnico in prefettura, sul tavolo l'arrivo dei migranti, 40 già sistemati in strutture del Feltrino. Pur non potendo escludere nulla a priori, la situazione è molto delicata ed in continua evoluzione. Per gli esperti gli sbarchi continueranno, c'è la rassicurazione del prefetto di Belluno. Rispetto ad altri ulteriori arrivi non abbiamo alcuna comunicazione ufficiale. Nulla di ufficiale, ma intanto si coordinano le azioni per queste prime presenze. Per cercare di mettere a fuoco le altre attività che bisogna fare a partire dal discorso identificativo. Abbiamo persone che vengono da diversi paesi, dobbiamo capire bene, perché sapete che poi dobbiamo capire bene la religione, cioè, voglio dire, si tratta di persone, quindi come tale devono essere identificate per poter essere trattate con la dignità che è necessaria. Insomma, questioni pratiche ed organizzative. I migranti arrivati a Feltre non hanno documenti e questo è un primo problema. Ci sono poi gli aspetti sanitari e religiosi. Al lavoro tutti i soggetti interessati, a cominciare dal sindaco. Sono contento e orgoglioso anche che il terzo settore del mio territorio abbia consentito in questo momento questa possibilità. È ovvio che è una situazione di emergenza umanitaria. Bisogna esserci, è una situazione che è già stata sperimentata per il passato e che è stata gestita con estrema professionalità dalla cooperativa ospitante. Sono sicuro che anche questa volta sarà così e quindi non ci saranno problemi di sorta per la cittadinanza. Sulla questione profughi non la pensa allo stesso modo il Feltrino in Consiglio regionale. Se poi questa è una gestione che va tutta legata al Ministero e cooperative sociali che hanno richiesto, ecco, attenzione alla questione vista nella globalità, perché noi abbiamo delle sacche di povertà anche noi all'interno della provincia di Belluno enormi, quindi senza egoismo alcuno dobbiamo prima gestirci le nostre questioni dei nostri bellunesi che stanno tanto andando male e poi praticamente le questioni degli altri.